approvato il cosiddetto piano cemento, un piano che addirittura permette di aumentare le volumetrie e di costruire nei 300 metri dalla costa, in totale contrasto con un principio generale che è contenuto nella legislazione nazionale. Io credo che essere Presidente della Regione significhi fare il bene di tutti e non l'interesse di pochi. Noi un Presidente ce l'abbiamo ancora, quindi è Renato Sturzo. Mi veniva in mente prima il nostro Presidente del Consiglio, che il giorno, credo che il nostro Presidente del Consiglio, che il giorno buono per tutti noi, che ci ha incoraggiato tanto, insomma, in cui la Corte Costituzionale ci ha ricordato che la legge è uguale per tutti, uscendo in maniera composta da casa sua, ha incontrato le telecamere, così, ha agitato, quasi ci ha minacciato tutti dicendo vedrete di che pasta sono fatto. Ecco, vedrete di che pasta sono fatto. Io credo che oggi possiamo anche dire che pure lui può vedere di che pasta è fatta l'opposizione, di che pasta è fatta il è fatta una larga parte dell'opinione pubblica nazionale, che comunque non si arrende, che comunque partecipa ad assemblee politiche come questa, che comunque continua ad avere voglia di discutere, che comunque non mette la testa sotto l'assalto, che comunque ha voglia di vedere le cose cambiare. Credo che alcune cose stiano accadendo in Italia, alcune cose stiano accadendo in Sardegna e che ci riguardano tutti, e per questo voi avete affollato questa sala oggi. Dario Franceschini mi chiedeva: ma quale sarà la percentuale di iscritti? Sono tanti iscritti, la metà iscritti, forse sono il 30% di iscritti, io credo che sia ancora meno, credo che sia il 10% di iscritti, credo che siate cittadini, come tanti, che hanno voglia di Io sono capolista per l'elezione del segretario regionale per Dario Franceschini, nazionale, sì, per Dario Franceschini. Ne abbiamo parlato, ma se candidarmi alle regionali, candidarmi alle nazionali, naturalmente non ha nessuna differenza. Sono qui per sostenere in tutto e per tutto Francesca Barraccio e Dario Franceschini, come voi. Naturalmente ho fatto una campagna elettorale 10 mesi fa, non è che non me la ricordo, e quindi non è che avessi nemmeno un'enorme voglia di partecipare direttamente, di rivedere proprio il mio nome in una lista, non ne avevo. Quindi pensavo di poter essere d'aiuto così con la testimonianza, partecipando, però lo faccio con molto buon grado di essere in lista, lo faccio con molto buon grado di partecipare in tutto e per tutto, lo faccio con molto buon grado di fare anche questa battaglia, perché non è il momento di girare le spalle alla politica, non è il momento di farsi da parte, non è il momento di distrarsi e di far finta di non vedere quello che accade nel paese. Non è il momento di far finta di non cogliere che c'è un Presidente del Consiglio che insulta, che massacra le donne, che si permette di dire qualunque cosa, che massacra e distrugge le istituzioni del nostro ordinamento costituzionale, Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica, Parlamento, tutti quanti. Non è il momento di girarsi e di non vedere. E per questo chiunque, tutto quello che possiamo fare deve essere messo in campo, tutto quello che possiamo fare deve essere fatto. Perché poi qualcuno ci chiederà conto, dove eravamo, cosa stavamo facendo, qualcuno ci chiederà conto se questa deriva continua ad andare avanti e non saremo capaci di fermarla per tempo. E io non voglio avere nessuna di questa responsabilità, così come penso che non l'abbiate avere voi, così come penso che non la dovrà avere il popolo italiano e non l'avrà.
è ora di rendersi conto e di smettere. In Sardegna è ora di rendersi conto e di smettere. In Sardegna è ora di rendersi conto e di smetterla così come lo è in Italia. Io ho sentito il discorso di Dario Franceschini domenica scorsa all'Assemblea, quindi non voglio nemmeno rubarvi troppo tempo perché ha delle cose, ha fatto un bellissimo discorso, io l'ho sentito a Radio Radicale, casualmente ero in macchina, e devo dire che mi sono fermato perché è stato coinvolgente, è stato interessante ed è